Siamo alla linea di partenza della 43esima Verzegnis-Sella Chianzuttan e a mostrarci il percorso abbiamo un ospite d'eccezione. Con noi alla prima gara dell'anno Michele Camarlinghi. Ciao a tutti. Ciao Michele, adesso approfitteremo della tua gentilezza e delle tue capacità di pilota per fare un giro lungo questi 5 km e 640 metri della Verzegnis-Sella Chianzuttan e ascolteremo le tue indicazioni sul percorso. Ci spiegherai un attimo e spiegherai anche ai ragazzi che ci guardano, a tutti quelli che ci guardano, cosa fanno i piloti, quali accorgimenti hanno quando provano un percorso, quando vanno a vedere un percorso il giorno prima della gara. Certo, nelle gare di velocità a montagna è fondamentale la preparazione della gara precedente al sabato, che è il giorno dove si svolgeranno le prove ufficiali. È fondamentale perché noi, a differenza delle gare in pista e dei rally, nei rally hanno il navigatore il quale gli dà le indicazioni man mano che la strada va avanti, invece noi dobbiamo memorizzare totalmente il percorso. È importantissimo specialmente per le macchine altamente prestazionali come le 1 super salita, il gruppo E2M, il gruppo E2B, CN, prototipi, che sono macchine che hanno un rapporto peso-potenza molto elevato e quindi consentono delle prestazioni molto alte. Il percorso deve essere memorizzato alla perfezione. La tradizione dei piloti in salita indica tante metodologie diverse, chiaramente ognuna la sua. C'è chi prova il percorso a piedi, chi lo prova in moto, chi lo prova in macchina. Il mio particolare metodo è di provarlo con l'autovettura a velocità abbastanza moderate, anzi a velocità lente, non per provare la velocità e cosa fa un'autovettura, perché un'autovettura stradale ha delle reazioni comunque completamente diverse da quelle che saranno le reazioni di un'autovettura di un prototipo con 500 cavalli. Quindi io mi sforzerò di memorizzare il percorso, di capire i punti di entrata, i punti di corda, i punti di uscita di ogni curva, le varie marce e le velocità che si dovranno adottare. Poi all'interno della preparazione del percorso si cerca anche di individuare quello che sarà l'assetto ideale e i rapporti al cambio che andremo a utilizzare. Perfetto, allora possiamo partire. Ok. Verzegnis è una gara molto particolare, bellissima, nonostante il percorso non sia lunghissimo, presenta delle particolarità, ha dei tratti veloci e dei tratti guidati, dei tratti molto tecnici. Si parte con la prima curva a destra, una curva molto lunga che si fa di terza marcia, a circa 130 km/h di percorrenza. Una curva molto lunga dove dobbiamo uscire a destra e prepararsi alla curva successiva, è una curva molto importante perché lancia su un rettilineo, quindi da questa curva qui bisogna cercare di uscire il più velocemente possibile per percorrere poi il rettilineo successivo alla più alta velocità possibile. Si percorre questo rettilineo, si innesta la quarta e la quinta marcia, si arriva fino a quasi a tirare tutta la quinta, quindi con una velocità molto elevata. Poi c'è questa curva lunga a destra, si tolgono 2 marce, una staccata abbastanza impegnativa, si fa il punto di corda su questo paletto e si lascia scorrere la vettura per andare al rettilineo successivo, un rettilineo molto tecnico, molto difficile, perché successivamente a questo rettilineo qui si arriva già in quinta marcia, c'è questa S molto impegnativa che i piloti più bravi riescono a fare piena e qui sarà molto difficile, qui bisognerà arrivarci grado per grado a passettini durante le prove per poi arrivare poi il giorno della gara a cercare di farla piena e fare la staccatona al tornante. Come si vede dai segni delle gomme, è una staccata molto impegnativa, è importante arrivare a frenare a ruote dritte, se no la macchina si scompone. Importante anche qui uscire più forte possibile, più puliti, senza fare derapate, per andarsi a lanciare su un rettilineo abbastanza lungo che porta a una delle curve più impegnative, più difficili. Qui si vede molto la differenza fra un pilota bravo, un pilota con gli attributi, come si suol dire, e un pilota un po' di secondo livello. Qui si arriva in quinta marcia, bisogna semplicemente alleggerire l'acceleratore. Alcuni piloti usano la tecnica del sinistro, cioè lasciano accelerato e contemporaneamente toccano un po' il pedale del freno. Si va alla successiva curva dove si ritira ancora tutta la quinta, si arriva a circa 200 km/h, si scalano 2 marce, quindi si arriva in terza, si percorre questa curva molto
abbastanza veloce, per poi frenare abbastanza storti per fare questa curva in seconda marcia, che è difficile appunto perché si fa la staccata dentro la curva precedente. Questa è una curva anche questa molto difficile perché c'è una contropendenza, quindi la macchina si scarica, si alleggerisce. La nostra vettura, lo SEL FA30, in questi punti qui è vantaggiata dal tanto carico aerodinamico che ha, però bisogna stare sempre attenti perché la macchina si scarica, si perde l'effetto suolo e quindi si può andare a fare degli errori. Questa è una curva, una S di seconda marcia. Questo è il punto più lento della Verzenis. C'è un'altra destra di seconda marcia. Questa è importante perché lancia su un rettilineo. Una volta qui era un rettilineo lunghissimo, adesso è stato intervallato da una chicane di rallentamento, giustamente a mio avviso, perché le macchine adesso hanno raggiunto dei livelli prestazionali molto elevati, quindi bisogna un po' cercare artificialmente, dove il percorso non può farlo con le curve, di rallentare la velocità, altrimenti qui si raggiungerebbe una velocità di 240-250 km/h. Quindi si percorre la chicane in prima marcia, qui si riparte, si riaccelera fino a arrivare a rimettere la sesta marcia, però con un rapporto sicuramente più corto di quello che si arriverebbe a tirare senza la chicane. Qui arriviamo a tirare una velocità di circa 215 km/h, che quindi comunque non è irrilevante considerando da dove partiamo. Scaliamo fino alla quarta marcia, quindi da sesta facciamo quinta, quarta, e ci infiliamo in questa curva molto difficile perché comunque sembra una curva molto chiusa, invece in realtà è una curva molto veloce perché è di quarta, quindi abbiamo una velocità di percorrenza di 140-150 km/h. Arriviamo a mettere la quinta. Questa è un'altra curva molto tecnica dove bisogna cercare di infilarsi pieni senza alzare il gas, e poi appena si spunta fuori la curva attaccarsi violentemente ai freni per fare questa curva di terza marcia, dove la velocità di percorrenza è nettamente inferiore. Questa è una zona dove di solito si posiziona tanto pubblico, e il pubblico in questi casi in salita molto bello perché si fa sentire, fa un po' di tifo da stadio. Questa è un'altra curva importante di seconda marcia che ci lancia non è un rettilineo, è un'altra serie di curve, però se si è provato il percorso bene, se la macchina è ben in ordine con l'assetto, tutto questo tratto si riesce a far pieno. È impegnativo ma si riesce, cercando le traiettorie perfette. Bisogna prendere tutti i punti di riferimento. Come vedete, ogni curva ha un punto rosso, un adesivo che qualche pilota, o una bindella che qualche pilota posiziona per segnare il punto di entrata della curva. Qui si arriva a una staccata violenta dove si va dalla sesta fino alla seconda marcia. Si esce dal tornante, ci si lancia su un altro rettilineo dove alla fine ci sarà un'altra staccatona e si va a innestare fino alla prima marcia. Questo è uno dei punti più lenti della corsa, questo tornante qui. Come vedete dai segni dell'asfalto, la staccata è abbastanza violenta. Prima marcia, io personalmente faccio prima e subito seconda per evitare pattinamenti delle ruote. Noi non disponiamo di dispositivi antipattinamento, e qui si vanno a riscaricare tutte le marce, andando a infilarsi in una S molto bella che dà tanta adrenalina, perché si arriva a fare in sesta marcia e va fatta piena. Qui non ci sono scuse, qui bisogna infilarsi piani dentro, e appena fatta la S attaccarsi ai freni violentemente per scalare 2 marce e fare la S che ci porta poi sull'arrivo. E se facciamo questa curva velocemente, qui si guadagna, è uno di quei punti dove si riesce a guadagnare sui concorrenti, e si giunge finalmente sull'arrivo sperando di aver fatto un buon tempo. Ecco, adesso dopo questa spiegazione perfetta e tecnica di quello che è il percorso di questa Verzenis alla Chianzuttan, ti chiediamo ancora, mentre stai guidando, quali sono i tuoi pensieri e le tue aspettative soprattutto per questi 2 giorni, sia per le prove che per la gara. Non ti chiediamo di svelarci trucchi o segreti, però semplicemente di dire a noi e a chi ci guarda quello che pensi. Beh, io una gara, questa qui, a cui sono affezionato, ho avuto un rapporto un po' conflittuale di dolce e amaro, perché ho avuto alcune soddisfazioni sportive su questo percorso e ho avuto anche un incidente un anno che mi ha molto condizionato, perché è stato un incidente abbastanza importante.
però la gara è una gara che mi piace tantissimo, molto bella, molto tecnica, quindi dove di solito faccio una buona gara, mi sento abbastanza preparato, poi una dose importante di fortuna ci vuole sempre, la macchina di cui dispongo dovrebbe essere ben appunto, anche perché qui abbiamo partecipato alla Primavera di Verzenis, il test precampionato che tutti i piloti del CVM, a cui tutti i piloti del CVM partecipano per prepararsi al CVM. Noi abbiamo partecipato sia con Simone Fagioli, il mio compagno di squadra, sia appunto con me. Abbiamo, credo, deliberato dei buoni assetti, una buona scalatura di rapporti, tutto quello che serve per fare una buona gara, quindi niente, aspettiamo domani, vediamo le prove e poi ne riparliamo di come può essere andato. E un saluto a tutti i tifosi che urleranno il tuo nome su questa Verzenis, lo facciamo per chiudere questa intervista. Facciamo, gli auguriamo buon divertimento, speriamo di dare un buon spettacolo.